Avevano visto le auto passando per Volpago nella pagina internet del concessionario. Allettati dal prezzo e dai modelli, in molti hanno versato la caparra per aggiudicarsi quello che ritenevano un buon affare, che si starebbe invece delineando come una colossale truffa ramificata in tutta Italia. A darne notizia è il Movimento Difesa del Cittadino e l'avvocato Matteo Moschini, che sta raccogliendo già diversi casi per farne una causa collettiva. La storia di per sé non è nuova, un concessionario d'auto, tante occasioni, oltre 200.000 euro in caparra e poi la sparizione del titolare con disattivazione di tutti i recapiti telefonici. Sparito nel nulla, dopo aver per diverso tempo posticipato la consegna dei veicoli, tutti di importazione, motivandone il ritardo con la burocrazia per la reimmatricolazione. Al momento sono oltre la dozzina i casi già pronti per la denuncia, ma a quella concessionaria di Volpago pare che siano molti di più quelli che hanno versato la caparra svanita nel nulla. C'è chi dice oltre il centinaio in tutta Italia, con molti che sperano ancora sia tutto invece un colossale equivoco.